La popolazione carceraria in Sardegna nell'ultimo anno è cresciuta di 221 unità, passando dai 2.068 detenuti del 31 luglio 2016 ai 2.289 di oggi. Nello stesso lasso di tempo sono diminuiti i posti letto in alcuni istituti sottoposti a lavori, mentre nelle colonie penali sono disponibili 300 posti. Cresce anche il numero di cittadini stranieri reclusi nelle carceri sarde, passati da 452 a 676, con un più 124 che porta la percentuale sul totale dal 22,3 al 29,5. Un caso a sé rappresentato dalla colonia penale di Mamone, dove si registra la percentuale più alta con l'80,5% dei detenuti stranieri. Sono i numeri delle carceri sarde diffusi dall'Associazione Socialismo, Diritti e Riforme, che ha elaborato i dati diffusi dal DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sono numeri che fanno riflettere anche perché dentro le strutture ci sono 379 ristretti non definitivi, 194 dei quali in attesa di primo giudizio, ha sottolineato Maria Grazia Caligaris, il presidente dell'associazione. La Sardegna presenta un quadro problematico per il non adeguato numero di agenti della polizia penitenziaria, ma anche per le gravi carenze di amministrativi ed educatori. Insufficienti direttori, spesso solo in 4 per far fronte alla situazione di 10 istituti. Quanto alle carenze di personale, mancano 80 amministrativi, 20 educatori e oltre 300 agenti. Carenze che si riflettono sia sull'attività degli operatori che sulla gestione dei detenuti. L'associazione rileva come la situazione del personale dell'amministrazione dei detenuti non sia migliore nelle strutture penitenziarie destinate all'alta sicurezza e nelle sezioni alta sicurezza di Nuoro e Cagliari. Quanto alla presenza di detenuti nelle singole carceri, conclude l'associazione, vanno oltre il limite regolamentare gli istituti di Cagliari UTA, 618 detenuti per 563 posti letto, Lanusei 43 per 33, Oristano Massama 279 per 260 e Tempio 172 per 167.